Gli isolani delle Tremiti protestano contro le ricerche di idrocarburi in Adriatico. In Romania la società civile si sta riappropriando dello spazio democratico. La rivoluzione conservatrice di Kaczynski porta la Polonia allo scontro con Bruxelles. Ioannina, un gioiello da scoprire nell'Epiro con la sua storia e il suo artigianato. La vicenda umana e sentimentale dalle Alpi Giulia all'Himalaya degli alpinisti Nives Meroy e Romano Bennett. Il primo round è andato alle società petrolifere, che nonostante il parere contrario delle regioni sono riuscite ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico i permessi per effettuare anche in Italia, dopo l'ok della Croazia e di altri paesi dirimpettai, indagini geosismiche alla ricerca di petrolio nella terraferma e nei fondali marini. Dall'Adriatico le multinazionali sperano di estrarre 3 miliardi di barili di petrolio. Una delle concessioni riguarda un'area che dista 12 miglia dalle isole Tremiti, riserva marina protetta e parte integrante del Parco Nazionale del Gargano, di qui le proteste degli isolani. Creano una sorta di esplosione di aria compressa, la quale però si propaga fino a 50 km. Tenete conto che queste prospezioni partiranno da 12 miglia dal nostro arcipelago, quindi sono 24 km, ci prende per altri 24 km. Polemiche strumentali, secondo il governo, che al momento parla solo di indagini. Sì, ma quando avranno finito questi sondaggi e troveranno il petrolio, che faranno? Lo lasceranno lì? La tecnica delle ricerche è quella dell'air gun, esplosioni sotto il mare di aria compressa ad altissimi decibel con una frequenza di uno sparo ogni 2 o 3 minuti senza sosta per giorni. Tutto questo, per gli ambientalisti, disturba la fauna e mette a rischio l'intero ecosistema marino, in cambio di petrolio ritenuto di scarsa qualità e in cambio di meno di 2.000 euro all'anno, tanto lo Stato italiano incasserà dalla Petroceltic Italia, senza contare, lamentano i residenti, i rischi legati ad eventuali fuoriuscite di petrolio. 20 anni fa abbiamo avuto dei grossi problemi con le trivelle che sono qui a 16-17 miglia dalle Tremiti, ci fu una perdita e dal lato nord ancora adesso nelle varie cale ci sono depositi di catrame di petrolio. Noi viviamo di due cose, di turismo e di pesca. Arrivando qua una macchia di petrolio che appena esce fuori si coalizza e diventa catrame, si impregnano la spiaggia, si impregnano la roccia, è finito tutto. Oggi, come 5 anni fa, contro le prospezioni al largo delle Tremiti si sono schierati i comitati Notriv, la Regione Puglia, il Parco Nazionale del Gargano. Ma oggi, al contrario di 5 anni fa, non c'è più Lucio Dalla, che amava le Tremiti più di ogni altro luogo. Qui, nell'ultimo concerto sulle isole prima di morire, il cantautore bolognese organizzò con Renato Zero e Gigi D'Alessio un grande concerto contro le trivelle. Il petrolio che forse raccolgono qua è di scarsissima qualità, oltretutto la presa in giro è anche questa, ma è già fatto brutto che cerchino il petrolio qua. Ma anche senza Dalla, gli isolani sono pronti ad una nuova battaglia. Le più belle canzoni lui le ha scritte qui e quindi l'ha sempre difeso e avrebbe continuato a difendere Tremiti. Lotteremo sino in fondo per far sì che questo provvedimento venga revocato, perché è una cosa molto ma molto pericolosa. Dovranno passare sul nostro cadavere per cominciare a fare queste trivellazioni, perché siamo isolani ma siamo molto agguerriti, forse proprio perché siamo isolani, siamo abituati insomma a combattere. Come profondo il mare. Continua la guerra del terrore. Un giovane di origini saudite si è fatto esplodere a Istanbul, vicino alla Moschea Blu. Nell'attentato sono morti 10 turisti tedeschi. Il kamikaze molto probabilmente apparteneva all'ISIS. Terroristi del califfato nei mesi scorsi avevano già colpito in Turchia. Obiettivo degli attentati, avvenuti durante la campagna elettorale per le parlamentari ad Ankara e Suruk, in cui sono morti 130 giovani, erano stati però i partiti dell'opposizione all'autoritario presidente Erdogan. I partiti della sinistra e filo-curdi in quell'occasione avevano accusato Erdogan di usare il terrore dell'ISIS per bloccare una possibile riforma democratica del paese.
Davanti le croci di legno piantate dagli integralisti ortodossi per impedire la costruzione di una moschea. Sullo sfondo il panettone bianco che fu la sede della Pravda rumena, il giornale di Stato ai tempi di Ceausescu. Dal suo ufficio al 7° piano della Scuola Superiore di Studi Politici e Amministrativi, Cristian Părvulescu, consulente dell'Unione Europea per le politiche dell'immigrazione e politologo fra i più ascoltati in Romania, vede pezzi del passato e pezzi del presente. Il passato è la stagnazione comunista, tutte le informazioni filtrate in quel palazzone e la gente anestetizzata dalla povertà, dal posto fisso e dai servizi segreti. Il presente, tutto all'opposto, è un'effervescenza incontrollabile che porta a proteste di piazza su tutto, dalle assicurazioni sull'autotrasporto alle norme sull'ovicoltura. In 3 anni gli indignados rumeni hanno fatto cadere 2 governi, quello di Emil Boc nel 2012 e quello di Victor Ponta 3 mesi fa, all'indomani dell'incendio della discoteca Collectiv. La galassia dei nostri movimenti di protesta è difficile da comprendere per voi occidentali se tentate di utilizzare i parametri di destra e sinistra. In Romania, in piazza, scendono tutti insieme, manager affermati, no global, laureati disoccupati, femministe. È un movimento complesso che vive essenzialmente di social network. Se proprio dobbiamo trovare uno slogan per loro, può essere meno Stato, meno corruzione. Neoliberal, ecologisti, attenti ai diritti civili, gli indignados rumeni hanno parteggiato per Klaus Iohannis alle ultime presidenziali. Il partito socialdemocratico, conservatore nei valori, forte nelle campagne più che nelle città, vicino alla Chiesa ortodossa, non fa per loro. L'ansia del nuovo li divora. Difficilmente un movimento così frastagliato può coltivare autonome ambizioni di governo e così si è aperta con il primo ministro Dacian Cioloș, insediatosi a metà novembre, la stagione dei tecnici. Meno politica, grande apertura verso l'Europa, molta attenzione ai conti pubblici. Una situazione in qualche modo paragonabile a quello che accadde da noi nel passaggio da Berlusconi a Monti, con le stesse accuse di complotto. Il Partito Socialdemocratico accusa gli oppositori di aver strumentalizzato la tragedia del Collectiv per rovesciare Ponta e a supporto di questa tesi ci sarebbe il fatto che il nostro attuale primo ministro, Dacian Cioloș, aveva cominciato a formare un suo team di collaboratori mentre era ancora un semplice consigliere del presidente della Commissione europea, Juncker, ben prima dell'incendio della discoteca. E molti di quei collaboratori sono ora ministri. In realtà l'esecutivo Ponta era già indebolito dalle inchieste anticorruzione e dalla coabitazione con un Presidente della Repubblica rivale, era in bilico e gli avversari hanno approfittato, ancora una volta, di proteste di piazza per buttarlo giù. Governare un paese in cui i pensionati sono 5 milioni e i lavoratori attivi 3 milioni e mezzo, il 40% dei quali dipendenti pubblici, è impresa difficilissima. È vero che il prodotto interno lordo rumeno sale del 3% all'anno, ma è quella che gli economisti chiamano crescita senza lavoro, sviluppo tecnologico senza manodopera. I flussi migratori si vanno riducendo e spesso si parte solo per ricongiungersi con la famiglia. Con tutto ciò, i nostri connazionali che vanno via, soprattutto dalle campagne, sono ancora troppi. E perché si sorprendono? Ci dice la gente per strada. All'estero anche un mendicante può guadagnare 50 euro al giorno. Da noi forse l'1% della popolazione guadagna 50 euro al giorno. Perché dovremmo restare? Violenti scontri fra polizia e manifestanti nazionalisti a Pristina, capitale del Kosovo. I gruppi ultranazionalisti, guidati dal partito Autodeterminazione di Visar Imeri, contestano gli accordi che il premier kosovaro Isa Mustafa ha siglato con Serbia e Montenegro. Mustafa e il governo serbo, con la mediazione europea, hanno concordato l'istituzione della nuova Associazione delle Municipalità Serbe in Kosovo. Con il Montenegro invece è stata trovata un'intesa sulla demarcazione della linea di confine. I manifestanti hanno bersagliato il palazzo del governo con Molotov e Sanpietrini. Negli scontri è bruciato un blindato della polizia. Le unità antisommossa hanno risposto sparando lacrimogeni ad altezza d'uomo.
L'Europa, che non riesce ad affrontare in modo unito la minaccia del terrorismo, ad aiutare i profughi ad uscire dalla recessione economica, deve ora affrontare una nuova crisi politica alla sua periferia, la Polonia. Il PiS, partito del diritto e della giustizia, formazione della destra nazionalista e conservatore guidato da Jarosław Kaczyński, dopo aver vinto sia le elezioni presidenziali, eleggendo a capo dello Stato Duda, sia quelle parlamentari, vuole rivoluzionare in senso conservatore la Polonia. Il Parlamento ha votato una legge che consente alla maggioranza di nominare nuovi giudici costituzionali, poi è stata approvata una norma che consente al governo di nominare da subito nuovi vertici per la televisione e la radio pubbliche. Sebastiano Giorgi, direttore della Gazzetta Italiana, periodico pubblicato a Varsavia, è un attento osservatore degli avvenimenti polacchi. Jarosław Kaczyński con che argomenti ha convinto gli elettori? Il Kaczyński ha avuto la furbizia di sapere come vincere le ultime elezioni sia presidenziali sia parlamentari, proponendo al Paese le cose che i polacchi volevano sentirsi dire, ovvero i giovani laureati polacchi non andranno a lavorare all'estero, non si entrerà nell'euro se i polacchi non lo voteranno con un referendum, e grande attenzione alla cultura polacca che è all'estero, ai polacchi che sono rimasti all'estero, e quindi ci sono delle leggi che favoriscono il rientro dei polacchi dalla Lituania, dalla Bielorussia, dalla Russia. La rivoluzione conservatrice di Kaczyński viene paragonata alla politica del premier ungherese Viktor Orban. I due nei giorni scorsi hanno avuto un incontro a porte chiuse durato ben 6 ore. Orban ha dichiarato che l'Ungheria porrà il veto su qualsiasi tentativo europeo di censura del governo polacco. Lo stesso hanno fatto la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che insieme a Polonia e Ungheria formano il cosiddetto gruppo di Visegrad. Kaczyński usa il patto di Visegrad per mostrare all'Europa, all'Unione Europea, che la Polonia conta ed è influente anche su altri paesi. E utilizza il patto di Visegrad anche per trattare, se si può dire, le quote per esempio di profughi che devono entrare in Polonia, oppure i temi relativi alla difesa nazionale. Per esempio Kaczyński, oltre ad essere naturalmente legato al patto di Visegrad, però è molto attento agli Stati Uniti e chiede continuamente una maggiore presenza NATO in Polonia. La Polonia, non dimentichiamo, ha i confini a nord con Kaliningrad, con la Russia, e a sud-est con l'Ucraina, che sappiamo che è coinvolta nel conflitto con la Russia. Ma la Polonia come gestisce la contraddizione tra l'aver scelto una politica radicalmente nazionalista ed il fatto di essere il paese che tra tutti nell'ultimo decennio ha ricevuto più soldi dall'Unione Europea? Non è una contraddizione, è una realtà di convivenza di due idee. Da un lato la Polonia è al centro dell'Europa, è un paese grande e popoloso ed è il paese che riceve il maggior numero di contributi dall'Europa e lo riceverà fino al 2020, quindi per queste ragioni anche ha un'economia che funziona, un PIL che funziona in attivo anche quando qui avevamo la recessione. Da un punto di vista identitario e nazionalista non dimentichiamo che la Polonia ha recuperato la sua identità, il suo nazionalismo, il suo amore per le tradizioni e per l'essere polacco solo qualche decennio fa, e quindi in questo momento non è così disposta a cedere quote di sovranità. Contro il radicalismo conservatore di Kaczyński ci sono state manifestazioni a Varsavia, Cracovia, Danzica, Poznan, Lublino, Breslavia, Kielce e Katowice, manifestazioni che però non hanno fatto recedere il PiS di 1 millimetro. Un bel giorno ci ho pensato su, mi sono detto regalo tutto allo Stato, con quello che ho collezionato nella vita è possibile realizzare un museo a disposizione di tutti. Αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε με δικαιώνει. Panettiere di notte, insaziabile collezionista nel tempo libero, Fotis Rapakusis è un appassionato di storia ed ha frequentato tutta la vita il mondo delle aste. In 40 anni ha acquistato centinaia di oggetti del passato, tutti legati al periodo anteriore alla guerra d'indipendenza greca. Amo la storia, l'ho fatto solo per questo. Il periodo di fine Ottocento è un'epoca dura da ricordare ma vitale, è l'inizio della storia moderna greca. Mi chiedete se è stato difficile? Certo. Poi ho deciso che era giusto donare tutto. Migliaia
migliaia di biglietti venduti tutto l'anno, le scolaresche vengono qui per conoscere la storia di un personaggio controverso. Ali Pasha, di origine albanese, conquistò l'Epiro e parte della Tessaglia, creando un regno semi-indipendente da quello turco. Le cronache dell'epoca lo descrivono come un despota crudele e sanguinario. Venne giustiziato proprio dove ora sorge il museo che ospita la collezione di Fotis Rapakusis. Mahmud II, 30° sultano dell'impero ottomano, emise la sentenza di condanna a morte. Il museo si trova sull'isola di fronte alla città di Ioannina. Gli edifici di questa piccola oasi sono stati costruiti tramite donazioni. Si tratta di 7 monasteri. Li facevano costruire le famiglie ricche, così ringraziavano Dio per quello che avevano ricevuto e regalavano alla città luoghi adatti a pregare e ricevere conforto spirituale. Di fronte all'isolotto c'è un'antica moschea abbandonata dopo il crollo dell'impero ottomano, oggi un museo. Al suo interno convive la storia delle comunità islamica, ebraica e cristiana. Nelle strade di Ioannina, all'interno dei negozi, luccicano centinaia di oggetti in argento. Sono realizzati secondo una tradizione millenaria tramandata di padre in figlio. Mi sono innamorato di questo lavoro guardando mio padre nel suo laboratorio quando ero piccolo. È un lavoro che consiglio a tutti i giovani. Ho iniziato a 12 anni, ora ne ho 67 e mi capita spesso di scoprire nuovi oggetti da realizzare. Ogni tanto apro quell'armadio e riproduco i modelli che mi ha lasciato il mio maestro. Generosità, tradizione e la capacità di accontentarsi, o meglio, tornare ad apprezzare le piccole cose. L'estrema periferia greca, l'Epiro, usa questi ingredienti contro la crisi. La maggior parte delle persone qua hanno una casa propria, allora non hanno bisogno di pagare l'affitto, è una cosa molto importante. Poi la famiglia è unita, in una grande città non è così tanto unita la famiglia, uno aiuta l'altro. Quando ho iniziato a arrampicare i confini c'erano, devo dire erano anche ben definiti dal famoso muro che separava l'est dall'ovest, però per noi abitanti della zona e poi di madrelingua e di genitori sloveni non ho mai considerato esistenti questi confini, anche se ci sono state delle difficoltà con i vari controlli confinari dei famosi graniciari. Le montagne in realtà non hanno mai fatto da riga di divisione, ma semmai da cerniera che ha unito i popoli e quindi anche gli alpinisti. E anche noi abbiamo sempre arrampicato con i nostri amici di là delle creste. 2 alpinisti di confine che vivono a 2 passi dal confine fra Italia e Slovenia. Nives Meroi e Roman Bennett sono cittadini italiani, ma sono più conosciuti in Slovenia, dove la montagna è una sorta di sport nazionale. E non va dimenticato che i genitori di Bennett sono originari di Ratece, il primo paese che si incontra dopo il valico di Fusine. Con i suoi 12.000 saliti, Bennett è stato inserito fra i grandi della storia dell'alpinismo sloveno. Sì, sono contento perché hanno pubblicato questa raccolta di alpinisti della storia dell'alpinismo sloveno, di cui mi hanno messo anche me, e qualcuno non è stato d'accordo perché dicono che il passaporto è italiano, però c'è una disputa un po' interna in Slovenia, però io mi considero comunque, i miei genitori sono sloveni, di cultura slovena, quindi dal punto di vista come cultura mi sento di far parte di quel mondo lì, e anche per quanto riguarda l'alpinismo himalayano. Lui è considerato un po' come quasi un emigrato, uno sloveno emigrato in Italia. Tu invece lo sloveno lo capisci ma non lo parli? Lo capisco, non lo parlo, capisco un po', però stranamente lo so scrivere, non so spiegarmi come. Il fatto di vivere vicino al confine ha portato la Meroi e Bennett ad un continuo contatto con l'alpinismo sloveno. Importanti vie sulle pareti delle Alpi Giulie sono state tracciate da alpinisti sloveni e a questa scuola si sono ispirati i 2 tarvisiani nella loro esperienza himalayana. Loro espatriavano molto spesso e tutte le vie, soprattutto nel gruppo del Mangart, più famose oltre agli anni di Pius e Florianini, poi le hanno aperte gli sloveni, quindi noi ci siamo ispirati soprattutto al loro modo di fare alpinismo, che poi io ho copiato anche il loro di fare alpinismo nell'Himalaya.
Sicuramente queste montagne ci hanno insegnato un alpinismo leggero ed essenziale, affrontato un po' in tutte le stagioni e soprattutto con i propri mezzi, con le proprie forze. Forse in questo senso possiamo assomigliare alle scuole dell'Est. Fusine è anche nota per essere una delle località più fredde d'Italia. Proprio a casa, Nives e Romano si sono temprati alle gelide temperature degli 8000. Proprio qui, non tanti anni fa, abbiamo assaggiato i 32 sotto zero.